Un bimbo e una ragazza di 20 anni sono morti e un'altra giovane è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba di ieri sulla Palermo-Sciacca, all'altezza di Giacalone. Sull'incidente pesa il risultato del tasso alcolemico riscontrato sulla guidatrice, che potrebbe essere la causa della perdita di controllo della vettura finita contro il guardrail. Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Fiat Punto. Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 metriesi Abdrahim Garsalla. Sulla vettura c'erano anche Miriam Vianale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. La ragazza e il bimbo, che erano seduti nella zona anteriore dell'auto nell'impatto con il guardrail, sono volati fuori dal parabrezza. I soccorritori li hanno trovati fuori dall'abitacolo. Per Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 metriesi Abdrahim Garsalla non c'è stato nulla da fare. Il bimbo non è il figlio della ragazza morta, ma di una delle due giovani rimaste ferite. I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. Si stanno sentendo i genitori e i parenti per cercare di ricostruire quanto successo.